siediti, ecco, mettiti comoda. Ecco, da dove vogliamo cominciare? Da dove vuoi? Cara Cinzia Oscar, insomma, per raccontare te io dovrei fare non 10 minuti, ma credo 20 ore, no? Giusto? Cioè il tempo è perché per raccontarti... Certo, ecco, allora partiamo da una roba, facciamo una roba facile, sì, delle domande indicative, okay, del tipo, ma tu sei dolce o aggressiva? Aggressiva. Molto? Sì. Ecco, molto, sì. Tu hai anche picchiato qualcuno, secondo Sì, me, nella tua... sì, sì. è vero. Ma È di vero, brutto, è donne o successo. uomini? È successo uomini. Uomini. Sì. Donne mai? No, non mi è mai successo con Tu una hai donna. lottato anche molto per gli uomini. Aspetta Cinzia, Sì, ti voglio spiegare fammi perché, riflettere, sì, rifletti, però mentre tu rifletti io ti ricordo di una cosa, bene, perché se voi cercate in rete su YouTube di Cinzia Oscar, voi troverete un filmato dove c'è Caterina Balivo, sì, no? Caterina Balivo, tu eri a Festa Italiana, sì, ecco, eri lì seduta, certo, e davanti a te c'era un'altra signora, certo, no? sì, Un'altra, sì, posso fare il nome dell'artista, certo, c'era Silvia Corato. sì. Voi avete lottato molto per lo stesso uomo, che è Franco Calone, in realtà. No, ha lottato lei, io no. Cioè, aspetta, fammi capire, perché lei era innamorata di Franco Calone ed era la moglie di Franco Calone? No, attualmente non è ancora la moglie. Chi era la moglie di Franco Calone? Non si sa. Non si sa. E tu che cos'eri? L'amante di Franco Calone? No, io ero la compagna come lei la compagna. Quindi chi si doveva togliere da mezzo, tu o Silvia Corato? Io credo quando mi sono accorta di essere il personaggio scomodo. Te ne sei andata tu? Me ne sono andata. E non ti è pesato? Dico? No, assolutamente no, perché credo che quando tiri fuori quella grande dignità non ti pesa, è una forza in più, è la dignità che te la dà. Poi cantate tutte e due? No, c'è stata l'occasione per no, non raccontare... insieme, dico, però cantate, lei canta da poco, non lo so, tu canti da una vita. No. Io so per quanto... Beh, certo, tu sai da io, quanti... sì. Ma non vi sì. siete picchiate lì da Caterina Balivo? No, mai, non è mai successo. Ma perché in realtà no. se voi guardate quel filmato, se lo cercate su YouTube, vi renderete conto di come Cinzia Oscar era lì per caso, giusto? Almeno mi hai dato questa impressione. Semmai delle volte anche zitta, dai l'impressione di chiederti da solo, ma che ci faccio qua, no? Mi ha dato... certo, no, era proprio l'occasione, eravamo state convocate per parlare proprio di questa storia che a loro sembrava molto strana, per me ma per te era normale. Io so che tu sei stata molto amata. Io non lo so se sono molto stata... corteggiata. Sono stata corteggiata, ma non so se sono stata amata però. Allora, ci sono le invasioni feline, ecco, adesso ti faccio vedere un gattino molto carino, è un disegno animato fantastico, il gattino cerca di far capire al suo padrone che ha fame, ma il padrone guarda la clip, guarda la clip. Meow. 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 Allora, c'è gente che ha fame di popolarità. Sì. Che ha fame di successo, cioè qualcuno ammazzerebbe pure la mamma, la farebbe pure a pezzettini e poi la conserverebbe nel freezer. Certa, sì. Ecco, ora vorrei capire, per avere successo, io adesso ti pongo due situazioni, vediamo fin dove saresti disposta ad arrivare. Sì. Dire di no ad un uomo che ti ama perché è troppo impegnativo, oppure tagliarti i capelli a zero perché così vuole il produttore del tuo nuovo disco tutto in italiano. Dimmela prima. Dire di no ad un uomo che ti ama moltissimo ma che in realtà tu ritieni troppo impegnativo. Nessuna delle due. Che stai facendo? No, nessuna delle due. Nessuna delle due. Non sai che... No. Ma sei arrivata oltre qualche volta? Cioè hai fatto qualcosa che non ti andava di fare? No, non l'ho mai fatto perché... Per il lavoro, dico, per il successo? No, ho fatto sempre quello che mi piaceva di fare e non... Se c'era da andare oltre
Per cui andare oltre, aspetta, a fare una scelta come può essere anche stupida, un no? taglio di capelli, un taglio di un cambio di trucco. O cantare solo in italiano, No, ho o cantare in rifiutato. marocchino, per esempio. Non l'ho fatto perché stavo a Napoli e non sarebbe servito a niente Non cantare in sarebbe servito. italiano. Ti oppure sei in mai marocchino. pentita tu di una canzone? No, No. no. C'è mai. una canzone che tu ritieni brutta tra le tue o meno Vabbè, bella? ci sono Dimmi il titolo di una canzone. la brutta proprio. No, insomma, la brutta no. proprio, è quella che semmai qualche volta hai detto, vabbè, però poi sta canzone risentendola non è che mi... È probabile che non me la ricordo neanche più allora. Pensa se non ti ricordi tu, Cinzia. Se non me la ricordo vuol dire proprio che avevo fatto una scelta, si doveva proprio riempire Cioè, il l'avevi disco. cantata Sì. non sentendola, ecco. L'avevo cantata addirittura col testo davanti. Sì. Bene, allora io ti dico due parole e tu mi dici quale di queste due ti somiglia di più. Clacson, maledetto. 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 Maledetto, inteso in quel senso, Sì, cioè sì, maledetto, maledetto, sì. maledetto te o maledetta Oh, te. maledetta sta cosa, maledetta sta cosa. Qual è la parolaccia che dici più spesso? La parolaccia è una roba che si può dire alla Sì. TV, ecco. No, è un po' infantile, mannaggia il. È bellina questa, sì. la potrebbe dire pure un ragazzino Sì, di 6 sì. anni. Senti, ci sono le invasioni a Cipicchia, Ok. adesso io e te insieme riguardiamo la sigla di Heidi. Guarda la clip, guarda. È inutile spiegare chi sia Heidi, sigla famosissima. Io ho davanti una cantante, ma anche una grandissima attrice che ha lavorato con grandissimi attori. Sì. Ecco, allora, signora Oscar, Sì. questo è un po' del testo di Heidi. I programmi della serata Ecco, sono esattamente, questi. vorrei Ok. che tu, con la stessa voce che stai adottando adesso, come se fossi la vecchia Orso-Mando, com'era, Sì, ecco, sì. in quella telecamera annunciassi Ok. i programmi di questa sera di TV Campane. Uno, prego. Bene. Signore e signori, buonasera. I programmi della serata sono questi. Heidi, Heidi, il tuo nido è sui monti. Heidi, Heidi, eri triste laggiù in città. A Cipicchia, qui c'è un mondo fantastico. Heidi, Heidi, candido come te. Buon ascolto. Meglio di quelle che ci sono adesso, sai, di quelle che si avvicinano allo schermo e le hai mai viste quelle l'ho nuove viste. che tu dici Sì. dove vai? Col Fermati. dito, sì. Ecco, che è una roba. Senti, quando sei felice te ne accorgi o pensi che sia solo un caso? No, me ne accorgo. Te ne accorgi? Sì. Allora, visto che io ho la fissa delle facce, ma da un po' di tempo anche Mi la piace fissa quello dei lì. rumori, la felicità che rumore fa? La felicità Dentro però, il rumore di dentro, che rumore fa? è come sentire ululare un animale. Me la fai un po', mi fai un po' il rumore? Come ti faccio? non- Ululare, immagina un lupo che può ululare. Non te lo alla posso gio- fare, non mi viene. No. non ti- Immaginiamo il lupo che... Allora mettiamola così. Più facile la vogliamo No, fare. il rumore dell'innamoramento. Sì. Dentro, sai, le farfalle. Sì, Che sì, farfalle, sì. che rumore fanno le farfalle? Credo. Come? No, no, questa sembra più la pentola sul No, fuoco, ha già messo quando la bolle, pasta. quando bolle. No, E come fanno? No, però facciamola più forte Sì. questa cosa che hai fatto. Tu senti tutto questo tu Sì, dentro? Sì. Ah, bene. Allora, facce, attenzione qui perché la Oscar è un'attrice, oltre che cantante, quindi tutti ci aspettiamo grandi cose. Ti si rompe il tacco mentre canti ad un matrimonio, che faccia fai? Madonna, io farei 10 minuti così. Credimi, 10 minuti così. Rifacciamolo. Sono distrutto. Rifacciamo. Ti si rompe Cioè, il tacco. si rompe il tacco. Una tragedia per me, no? Per Cioè, cui ecco. l'hai detto tu. Sì, vabbè, perché quelle. io ho una l'ho brutta detto- nomea, ma è questo visibile, l'hai è detto tu. visibile la cosa. Allora, ti si rompe il tacco mentre canti ad un matrimonio. Che faccia fai? A disperazione. A disperazione. Bene, in un anno fai solo 2 serate. Che faccia fai? Come? No. Guarda che c'è chi... È fornuto. Guarda che c'è chi sta È veggendo. finita. Guarda che c'è chi sta veggendo. Vabbè, no, se Non può. accadesse una cosa del genere, devi essere cosciente, Devi ovvio, essere- per beh. cui dice, basta. è fornuto. Basta. Basta, Allora, comunque. ti chiedono l'autografo, ma in realtà ti scambiano per Silvia Corato. Che ride? Ma che ridi? Ma che ridi? Allora, te la rifà, facciamo una cosa.
ti chiedono l'autografo ma ti scambiano per Silvia Corato. Sì. E come fanno? Io non ho fatto nessuna chirurgia al viso. Come fanno a scambiarmi? Signora Corato. Come fanno? Non potrebbero. Lei è altissima su tacchi enormi. Io non ho mai fatto una chirurgia estetica, per cui credo che non potrebbero scambiarmi per un'altra. Bene. Credo. Vogliamo chiudere? Sì. Prima della querela, Come vuoi. dico, prima che i Marigliano siano costretti a vendere Sì. tutte le televisioni, sì. Allora, le 3 domande finali. Sì. Dove vai? Sull'isola che non c'è. Brava, anche io voglio venire. Sì. Chi sei? Chi sono? Chi sei? Madonna mia. Mamma mia. Sai, Non mi dici non- Silvia non- Corato? no, non- Ci pensi? Dopo 10 minuti mi dici Silvia Corato? Ti mando papà, Eh, Ti mando papà perché mi stai maltrattando. No. E io ti mando mio padre. Tu me l'hai presentato tu per mio padre. No, Io te lo mando. papà, Gesù, intendi Pino Mauro? certo. No, ma, certo. ma pensa che io non mi sono neanche permesso di invitarlo qui perché non ti sarebbe la fine. permettere proprio. No, ma sarebbe la Però fine. io te lo mando. Lo vedi questo tavolo? Io- Volerebbe. Io te lo mando. Però torniamo a noi. beh, Chi sei? Chi sei? Chi sono? Sono una persona troppo con i piedi per terra. E perciò non sono cresciuto. Sono troppo indietro. Bene, allora ci ripensi mai? Sempre. Mamma mia! Sempre. Ma sempre allo stesso uomo? No, ci ripenso Ma sempre. tu te li ricordi gli uomini della tua vita o sono passati inosservati? No, inosservato no. Però se qualcuno di loro ha lasciato qualcosa di bello me lo ricordo. Magari mi ha insegnato qualcosa. Sì. Ma se qualcuno non ha lasciato niente, per cui riesco a cancellare come se niente fosse. Ecco, noi siamo alla fine, nel Sì. senso che il momento, i dischi, i concerti. Tu hai inciso una canzone con Pino Mauro, Certo. voglio dire io. Grazie. E la canzone si chiama L'Urdm dei Dei Grandi. Grandi. E già convincere Pino Mauro credo che per te sia un successo, perché lui Sì. lui È vero. È l'Urdm dei Grandi. su questo non c'è È dubbio, vero. però è una persona che si preserva molto, cioè poco disponibile È vero. ad incontri, a duetti, a Fa situazioni. bene. Anche perché Fa credo bene. che riceva 50 telefonate al giorno. Maestro, volete cantare con me? Ha già scritto la canzone e quindi per Sì. lui Fa hai bene. fatto questo. Sì. Cioè, sta in un disco questa canzone? Sì, faremo subito tra breve, insomma, un disco insieme. E poi- con il maestro Alberto Costa. Con il maestro Alberto Sì. Costa, perfetto. Poi, visto che mi sei veramente simpatica, Grazie. ti voglio dare la possibilità di parlare di tuo figlio, perché tu hai un figlio che canta, Sì. giusto? Sì. Fai da mamma di figli su pizzicore, parla del disco di tuo figlio, ti prego, è la prima volta che lo faccio. E- Sai che è la prima volta che lo faccio pure io? E facciamolo insieme. Sì. E che posso dirti? Che io credo nelle possibilità vocali di mio tuo figlio? sì, perché ha delle caratteristiche, tecnicamente possiamo dire che tocca dei semitoni con queste corone, e per cui ha quella particolarità in questa piccola voce. Quando l'hai sentito cantare, Sì. le orecchie erano quelle di una mamma o di una No, professionista? assolutamente. Quelle di una professionista. Quindi se tuo figlio- Essendo figlia di un musicista, perché la mia famiglia erano tutti musicisti. Quindi se tu ti fossi resa conto che non era il caso, Noi cosa sì, avresti mia detto? mamma. Avevamo un bello magazzino. Abbiamo una bella Sì. Senti, vuoi dire tu nella telecamera non finisce ma continua? Certo, non finisce qui, ma continua. Torna, tu torna quando Certo, vuoi. io torno. No, dico qua, torna, Ehi, qua, no, a casa, torna. Torna, sta casa aspetta a te.